Benvenuti a Dietro le Quinte, conversazioni informali, rigorosamente a distanza con i personaggi dello spettacolo, i beniamini amati dal pubblico. E oggi siamo lieti di ospitare Giuseppe Giacobazzi per il teatro e Francesco Italiani per parlare di musical. Però avremo anche l'occasione di parlare di libri, con uno spazio dedicato all'Ape, editori pugliesi, e in particolar modo discorremo con Cristiano Marti della Jazeera Edizioni. E voi autori della Jazeera pronti, perché durante la puntata daremo il risultato del contest e l'autore selezionato potrà intervenire in diretta per parlare del suo libro. Diamo il benvenuto a Giuseppe Giacobazzi e Francesco Italiani. Grazie per essere intervenuti. Allora, Giuseppe, innanzitutto come va questo periodo di lockdown? Come va? Diciamo che io sono in balia della triade, ovvero mia moglie, mia figlia e mia madre, che mi impartiscono ordini dalla mattina alla sera e io cerco di fare del mio meglio, ma chiaramente senza soddisfare le attese e le aspettative. Per cui Certo. spero che quanto prima si possa tornare a lavorare. Certo, per gli artisti come funziona? È un periodo più creativo oppure no, quello del lockdown? Per quanto mi riguarda, io leggo abitualmente, quindi leggo molto. Ho guardato un po' di film, ma di scrivere, siccome ero ancora a metà con lo spettacolo che stavo portando in giro, qualche vaga idea, ma sto riprendendo fuori cose che avevo scritto negli anni passati, pensavo rimanessero nel dimenticatoio, invece stranamente come la moda, le cose che scrivi diventano cicliche e si possono riprendere in considerazione anche a distanza di tempo. Quindi diciamo che faccio metto un po' in ordine la scrivania. E certo, parliamo un po' con Francesco Italiani, che cosa stavi facendo in questo periodo, a che progetto eri impegnato, Francesco? Allora, in questo periodo dovevo riprendere la tournée di Dirty Dancing come protagonista, ma naturalmente la tournée è stata interrotta perché dovevamo debuttare a Milano, quindi è stato tutto quanto annullato e avevo poi una residenza coreografica per un nuovo spettacolo che avevo scritto, che naturalmente in Germania, che naturalmente è saltato, e poi avevo tutte le mie masterclass in giro per l'Europa e naturalmente è saltato tutto fino a quest'estate. Stiamo cercando di capire come poter recuperare tutto con questa fine del lockdown, ma sarà molto difficile. Diciamo che per noi artisti il lavoro realmente non riprenderà prima purtroppo di ottobre, spero ottobre come cosa, quindi in questo periodo abbiamo avuto molto tempo a disposizione per poterci dedicare a veramente tantissime cose, quali la Certo. famiglia. Giuseppe, Sì, capisco infatti. benissimo, Giuseppe. Infatti. Allora, innanzitutto noi 1000 volte una bugia era appunto lo spettacolo in tour di Giuseppe Giacobazzi. Parlaci un po' di questo lavoro, come è nata l'idea? Ma è nata dal fatto che negli ultimi 4 spettacoli sono praticamente autobiografici, quindi racconto, io non essendo un battutista ma un raccontatore, racconto cose della mia vita, racconto la mia vita con aneddoti, fatti e situazioni che poi possono anche risultare comiche. Mi è venuto in mente di quante volte non facciamo caso a quello che siamo realmente, quindi a quante maschere ognuno di noi indossa per rapportarsi con gli altri. Quindi è venuta in mente quest'idea di parlare della maschera che mi ha nascosto più volte, ovvero quella del mio alter ego Giuseppe Giacobazzi. Io mi chiamo Andrea Sasdelli e quindi spiego nello spettacolo, racconto questo rapporto che a volte è stato anche difficile, poi abbiamo trovato un equilibrio e siamo una coppia di fatto meravigliosa. Certo. Intanto prima erano scorse le immagini di una scorsa intervista realizzata sempre dalla nostra troupe per questo spettacolo. Ti volevo chiedere quanto c'è di autobiografico? C'è una scena in particolare? Che cosa c'è di autobiografico nei tuoi personaggi e nei tuoi spettacoli? Come dicevo prima, negli ultimi 4 praticamente tutto. È tutto autobiografico. Sì, mentre prima raccoglievo anche cose che mi venivano, testimonianze di amici e altro per raccontare, a questo punto c'è tutto. Ho cominciato da Apocalypse e poi un po' di me, che è stato veramente la svolta
principale, nel quale addirittura penso essere l'unico comico che ha parlato di fecondazione assistita, mettendola in chiave ironica, che è una cosa un po' difficile da fare, però ci siamo riusciti. E poi dopo Io ci sarò e Noi 1000 volte una bugia, praticamente è un'autobiografia continua. Non so il prossimo di cosa potrò parlare, perché molti dei fatti che ho vissuto poi non so se si possono raccontare senza censura. Ecco, adesso sta passando Vedremo. un altro contributo, sentiamo un attimino l'audio. Sangue, fuoco, fiamme, gambe, braccia, morti, feriti, ambulanze, pompieri. Quindi, dopo che hai visto la roba, il giorno dopo al check-in, come Giannini. Tu Giannini così, che l'impiegato ti guarda e ti dice: il signore ha il bagaglio a mano. E tu glielo dici: no, il signore ha il bagaglio in mano, e è stretto, perché non si fida dei vostri neofranati con l'esterno. È il minimo. Giacobbe? Ecco, questo era un pezzo bellissimo. Di che spettacolo? Raccontaci qualcosa. Questa gags era bellissima, proprio è piaciuta veramente tanto al pubblico, calorosissimo. Com'è nata questa idea? Tu raccontavi dell'aereo? Raccontavo dell'aereo ed era proprio un racconto specifico vissuto in prima persona, notando queste cose e quindi raccontavo quello che è la mia esperienza col mio volo aereo con questa compagnia che non si può nominare, che comincia per R e finisce per Ryanair, e in partenza dall'aeroporto di Bologna, che voglio dire è un aeroporto sinceramente non grandissimo, ma che cercano di fartelo sembrare grande facendoti fare il giro di tutta la pista col pullman, mentre in realtà a piedi sono 20 metri dall'aereo. Quindi erano tutte queste cose raccontate, vissute. Io ho riso molto nel primo viaggio che ho fatto con loro e dopo ne ho fatti altri ovviamente, Certo. e quindi ho pensato di raccontare la mia esperienza. Vedo che però la mia esperienza è comune a moltissimi, perché moltissimi si sono certo. riconosciuti in quello che raccontavo. Adesso stiamo affrontando un periodo particolare. Ti verrà in mente qualche spettacolo sul coronavirus, su queste situazioni assurde, attingendo dal reale? Guarda, più che di coronavirus, l'unica cosa che ti può venire in mente di cui poter parlare è come abbiamo vissuto noi, fortunati, privilegiati, quelli che stavano bene, la chiusura in casa, ecco. Certo, sì. È lì, perché i rapporti veramente sono arrivati alla frutta in certi casi, nessuno era abituato a stare così tanto Certo. in casa. Per cui... Intanto ci sono delle ascoltatrici. Daniela Calia vuole sapere: avete un rituale prima di salire sul palco? E prima è passato un altro contributo di Francesca Cervellera. Qual è stato il personaggio più bello che avete interpretato? Lo spettacolo, la situazione, la gag? Allora, avete qualche rituale? Sentiamo magari prima Francesco. Non c'è? Si è interrotto un attimo. Eccolo. Sì, Francesco, ti chiedeva... Eccomi, mi sento che ti avevo perso. Allora, ti chiedevano alcune ragazze, nostre ascoltatrici, tu che cosa fai prima di salire sul palco? C'è qualche rituale? Allora, io il mio rituale tipico che tutti quanti conoscono è quello di sistemare il camerino. Io metto a posto tutto il camerino, ripiego le magliette, sistemo tutto quanto perché mi serve come ordine mentale. Mi serve un ordine mentale prima di entrare nel caos della scena. Questa è sempre una piccola cosa che faccio e poi cerco di fare a pugni, un'altra cosa di cui tutti mi prendono in giro. Io faccio a pugni con un personaggio immaginario, mi serve spesso per dare energia e forza, per scaricare la tensione, per entrare in scena nel modo più tranquillo possibile. Sono molto famoso per queste cose. Se qualcuno entra in camerino quando danno i 5 minuti e mi sposta anche una penna o una cosa, è un po' ossessivo compulsivo, potrei andare di matto. Infatti ho sempre bisogno di quei minuti per me prima di iniziare. Lo so che è da matti, ma io dico sempre che chi fa questo mestiere non è normale, altrimenti non avremmo scelto di fare questa vita. Va bene, sentiamo Giuseppe, che cosa fai prima di entrare in scena? Guarda, sembra una stupidaggine, sembra che lo dica, anch'io metto a posto il camerino, sistemo le cose anch'io per bene il camerino e poi prima di salire in scena, proprio un attimo prima,
il mio braccio destro mi dice una parola irripetibile e la mia tour manager me ne dice un'altra altrettanto irripetibile. Quindi più che altro sono loro che si sfogano con me. Vado in scena bello carico, ecco, di parolacce. Allora, lasciamo questa domanda, poi leggiamo le altre che sono veramente tante. Allora, Domenico Dorisio vuole sapere che ricordi ha del signor Giuseppe, contadino semi-analfabeta. Cosa bisogna inventarsi oggi per intrattenere un pubblico radiofonico? Allora, dunque, io del signor Giuseppe ne ho un ricordo fantastico perché è stato l'inizio del mio personaggio, l'unico personaggio che mi sono inventato e che poi ho sviluppato, ho svestito, ho tolto tutti gli orpelli e adesso praticamente abbiamo fatto una joint venture insieme, sul palco c'è io, ma dentro di me c'è lui. Per radiofonicamente parlando, io sono molto legato al periodo nel quale trasmettevo in radio, ovvero nei primi anni '80, e quindi per quanto mi riguarda la radio di notte con calma, serenità e potendo far passare anche pezzi che adesso purtroppo sei contingentato, hai un minutaggio e poi dopo non puoi andare oltre, ma una volta era bello per quello, quindi non saprei dirti con i canoni moderni, con le regole moderne di radiofonia come poter fare. Io la farei esattamente alla stessa maniera, farei un programma di notte come quello che facevo, mettendo su i pezzi che mi piacevano, anche se erano lunghi, come per dire Echoes dei Pink Floyd, che dura 20 minuti. Ogni tanto parlavo, però allora si poteva. Oggi sarebbe impensabile, quindi non so. Certo, passiamo ancora delle domande, sono tantissime, io già me le sono dimenticate. Benissimo. Margherita Parnisari, una domanda per Giuseppe Giacobazzi: dove finisce la maschera e dove inizia l'uomo per un attore comico? Quindi in genere, sia nel proprio caso che in genere, per la comicità. È importante? Ma la maschera è una sorta di protezione, di muro di difesa. Io davvero all'inizio, quando vai sul palco, sei consapevole del fatto che non ci vai tu, ma ci va lui. E quindi lui può permettersi di fare cose, di dire cose che tu non diresti mai, non faresti mai, non avresti mai quel coraggio o quell'incoscienza di salire sul palco. Poi in realtà, se ci pensi, è una cosa rapportabile a tutti noi, perché dove comincia la maschera, dove finisce la maschera, dove comincia l'uomo e dove finisce, siamo talmente interscambiabili nei rapporti che abbiamo con gli altri che ogni tanto la maschera la mettiamo su istintivamente, senza neanche stare a pensare, quindi è molto difficile stabilire un confine del genere. Rosanna Rondinone dice: cosa ha in comune Giuseppe Giacobazzi con Andrea Sasdelli? Ne abbiamo parlato un po' prima. Il mutuo. Il mutuo. Il mutuo ce l'ha in comune e mi dà una mano incredibile, tra l'altro, a pagarlo. Francesco, hai mai fatto l'attore in qualche film? Giuseppe, come la contattarono per fare Zelig? Una curiosità. Allora, Francesco, hai mai recitato in qualche film? Cavoli. Allora, no, recitato no, perché io non sono un attore, lo dico sempre, ho studiato recitazione per i musical, tutto il resto, essere attore è un'altra cosa. Ho fatto dei film, ho fatto molti film, uno dei più famosi è stato Gangs of New York con DiCaprio, è stato girato qui a Cinecittà, in molte scene, però non ho mai fatto, diciamo, attore di film, no, mai. Ho sempre lavorato in teatro come attore, soprattutto nei musical come protagonista. Infatti di questo durante il Saturday Night Fever, dove è stato uno dei ruoli più belli da fare, che era quello di Tony. Infatti stanno scorrendo le immagini. Che cosa ti ricordi di questo spettacolo, per esempio? Il sudore, mi ricordo tanto sudore, il fatto di non riuscire... Ma guarda, era veramente, perché il bello del teatro, il bello dell'arte è quello di non far mai vedere quanta fatica c'è dietro e quanto lavoro c'è dietro. Questa è una grande gioia per noi, ma anche una grande pecca, perché quello spettacolo per me era veramente difficile. Io nel 90% dello spettacolo ero in scena, cantavo 12 canzoni, di cui 4 da solo, facevo tutti i balletti perché Tony ballava tutte quante le cose, finivo Disco Inferno, mi ricordo che durava 8 minuti e 25 di
di ballato e poi quel bel disco dance fine anni 70, quindi io avevo un fiatone lì, tecnicamente dovevi lavorare tutto con un lavoro di fiato, impostare tutta la voce in maschera sulla testa per non far sentire che avevi appena finito e non ce la potevi più fare. Io le prime repliche volevo vomitare, ma avevo un sorriso e cercavo di essere l'uomo più figo del mondo, il ragazzo più figo del mondo. Però Tony, ascoltiamo un attimino, c'è un contributo, ascoltiamo l'audio. E in effetti si vede, è proprio naturale questa performance. Poi Giuseppe, come hai visto, io ero quello con la parrucca, naturalmente, ero io, non so se mi avete riconosciuto. No, sai cos'è? Perché senza barba si fa fatica. No, grande invidia. È la famosa maschera di cui parlavi prima. Certo. Grandissima invidia. Anche perché, scusa, dimmi. Posso fare una domanda a Francesco? Certo. Molti concerti adesso, molti cantanti che fanno concerti live che chiaramente hanno portato sul palco più che un concerto anche uno spettacolo, e quindi ci sono balletti e quant'altro. Siccome ho molti amici fonici che lavorano nell'ambiente, moltissimi hanno delle voci registrate, cosa che invece nei nostri spettacoli non esiste. No. Quindi io veramente ho un'invidia feroce, perché uno che fa musical, che deve recitare, ballare e cantare e non ha un attimo per riposarsi da uno stop all'altro, veramente io onore al merito e complimenti al fisico. Io sarei morto probabilmente dopo il primo parte il balletto. Io sono un palo della luce, ma penso che sarei morto immediatamente. Deve essere una fatica terribile. No, è una fatica terribile. Allora, dipende dagli spettacoli. Per dirti, ci sono degli spettacoli come il Saturday Night Fever, era un massacro, lo dico proprio molto sinceramente, era veramente un massacro. Però dopo 2 settimane di repliche iniziavi a entrare nel mood e capivi anche come dosare le forze. Sai che i primi spettacoli butti sempre tutto quanto, invece poi inizi a capire come dosare le forze, come poter arrivare, anche perché io avevo, non so se ti ricordi, Tragedy dei Bee Gees. Ricordo benissimo, io sono anziano, io quel periodo lì l'ho vissuto. Immagina Tragedy, che poi io come cantante sono un baritono, invece il Saturday era tutto da tenore alto e io Tragedy la cantavo dopo 2 ore e 25 di spettacolo e avevo uno dei pezzi più difficili da fare, che arrivava fino a un si bemolle e partiva bassissimo. Here I standing and lost and lonely, partiva bassissimo. Io lì ogni sera, per mesi e mesi di tournée, ogni sera mi facevo il segno della croce prima e dicevo dai che va. Ma avevo poi delle cose, dei trucchi, perché io mi mangiavo nella scena prima, mi mangiavo una Golia Active Plus. Sì. Mentre recitavano gli altri, che avevo nascosto nel taschino, e me la mangiavo un po' perché mi idratava le corde, e c'avevo un pochino di acqua che tiravo giù prima di andare a cantare. Avevo trovato di questi piccoli escamotage che il pubblico certo. Questo invece è solo quello che stiamo vedendo adesso, è solo invece a che cosa si riferisce questo spettacolo, che periodo? Allora, questo spettacolo è stato fatto 5-6 anni fa circa. Era uno spettacolo fatto a Rotterdam ed era uno spettacolo che trattava la forza e la fragilità dell'uomo, raffigurato attraverso il danzatore. Quindi c'era tutto uno spettacolo, questo era un assolo dove rappresentavo la forza dell'uomo unita alla fragilità, quindi erano questi controsensi che si alternavano e davano vita a un ritmo
molto incalzante dello spettacolo. Anche qui diciamo che il fiato, diciamo che era 5-6 anni fa, quindi aveva un po' più di fiato rispetto a Certo, ora. c'è una Ora se lo domanda riguardo morirei. C'è una domanda di Stefano Ruocco, che tra l'altro è un editore, e vi chiede per tutte e due come hanno vissuto il lockdown, coronavirus, due animali da palcoscenico come voi. Qual è il segreto per sopravvivere? Possono rispondere? Prego Giuseppe, apri tu le porte. Giuseppe. L'abbiamo vissuto bene, credo, sia io che Francesco l'abbiamo vissuto bene. Benissimo! Certo. Esatto, benissimo. Siamo riusciti a constatare in questo periodo quanto siamo precari noi lavoratori del mondo dello spettacolo. E poi abbiamo dovuto fare buon viso a cattivo gioco e quindi abbiamo passato il periodo. Speriamo adesso quanto prima di tornare a fare le nostre animalate sui palchi in giro per l'Italia e per quanto riguarda Francesco anche in giro per l'Europa, perché ho visto che io ho guardato un attimo la tua scheda, sei stato un po' dappertutto, vai ovunque, poi senza contare che una curiosità, quel fisico lì non sei nato così, hai avuto un incidente, no, allora, perché uno non può avere un fisico Giuseppe, così. io lo so che non ci crede nessuno. Allora, lo so che non ci crede nessuno, io te lo dico, ma io dammi un alibi. Okay. Io ero grasso, fidati, e fidati che ho talmente tanta paura di ritornare grasso. Io fino a 13-14 anni in realtà ero proprio col pancione, ero il bambinone col pancione, le guanciottone, e poi io in realtà mi alleno tutti i santi giorni. Io anche in questo lockdown realmente io mi alleno, guarda, mi riposo un giorno a settimana. Faccio danza tutti i giorni a casa, naturalmente quello che posso fare, perché poi certi salti, certe cose a casa non le puoi fare, però mi alleno tutti i giorni, faccio palestra, esercizi tutti quanti i giorni e faccio canto almeno 3-4 volte a settimana. Con la maestra di canto su online e facciamo lezioni. E quindi il segreto è proprio l'allenamento. L'allenamento, lo studio. Capisco la differenza, sì, io mi alleno vado in moto, è l'unica cosa che quindi non vale, ho capito che non vale. Allora, intanto salutiamo gli amici di Telecountry che ci stanno seguendo e recuperiamo un po' di domande del pubblico. Allora, vediamo, Giovanni Francesco Davide. Francesco, hai mai lavorato in radio? Giuseppe, chi sono i tuoi cantanti preferiti e quando tornerà a lavorare in TV? Quando sarà finito il coronavirus? Che ricordo hai di Bisio? Ai tempi di Zelig? Chi comincia per primo, io o te? Come vuoi, Francesco? No, sempre prima lei, maestro. Prima, allora, Giuseppe. La devi smettere però, mi fai sentire anziano per forza. Ammazzo sti giovani, arroganti, maledetti. Allora, ho un ricordo bellissimo di Claudio perché ci siamo sempre divertiti molto e ci divertivamo. Io ho sempre detto a Zelig, le telecamere avrebbero dovuto riprendere quello che avveniva dietro, perché dietro era veramente solo che non potevi poi mandarlo in onda perché non c'era una censura nel dialogo e nelle cose che accadevano, ovviamente. Quindi ci siamo veramente divertiti, eravamo un gruppo di stupidi ma ad ennesima potenza, quindi gran bel ricordo. L'altra domanda invece, perché essendo anziano perdo anche l'altra domanda mi sa che erano delle preferenze, i tuoi cantanti. I cantanti preferiti. Allora, la musica per me è fonte di vita assoluta. Io posso tranquillamente spaziare da Eric Clapton ai Pink Floyd, passando per Renato Zero e Vasco Rossi, quindi i Queen, gli U2, i Deep Purple, Bowie, amo il rock e il blues in maniera viscerale, strimpello la chitarra. Mi arrangio un'altra domanda da Greta Cavalcanti: cosa ne pensi della satira e della scena italiana di stand-up comedy? Giuseppe. Allora, la satira di costume può essere quella che facciamo, che fanno quelli come me. Io non ho mai fatto altre satira se non di costume del nostro vivere quotidiano, quindi raccontando la mia vita, la satira la faccio su me stesso. Il primo personaggio da prendere in giro per uno che deve fare satira è se stesso. Poi c'è un grande fermento attorno alla stand-up comedy, per quanto mi riguarda vedo che c'è
un grande fermento, tanti giovani che approcciano a questo modo di fare comicità, che è molto anglosassone, usando a volte linguaggi un po' forti, trattando temi specifici come chiesa, sesso, droga e politica. Io di politica non ne parlo, non ne ho mai parlato perché altrimenti mi incazzo come una bestia, e quindi cerco di rimanere il più possibile ancorato a quello che è il mio tram quotidiano. Comunque c'è grande fermento, quindi chissà, magari c'è una nuova, anche perché non è che uno dura sempre. Io dopo 27 anni di palco, voglio dire, larga ai giovani, se lo meritano. Certo. Luciano Pegorari chiede una domanda per Francesco Italiani. Ha lavorato con i migliori coreografi, ha lavorato sia in TV sia in teatro, credo anche al cinema con Martin Scorsese, ma potrei ricordare male. Giusto? Giusto, ha fatto un po' di tutto. Un saluto. Sì. Ha anche curato la direzione artistica del The Foolish Project. Che difficoltà c'è da passare da coreografo e quindi da dirigere all'essere diretto? E che tipo di direzione preferisce portare sul palco? Francesco. Aspetta che non ho capito la domanda, perdonami che si sentiva a scatti. Che differenza c'è? Non vedo l'ora che ci potremmo vedere dal Sì. Questo vabbè, passiamo avanti, c'è l'altro intervento. Ha anche curato la direzione artistica. Che difficoltà c'è da passare da coreografo e quindi da dirigere all'essere diretto? E che tipo di direzione preferisce portare sul palco? La differenza, allora, insomma, in realtà... sì. Allora, ti dico una cosa, in realtà io sono già 2 o 3 anni che sto intraprendendo questa carriera come coreografo e in realtà da quando sto facendo questo, stando dall'altra parte, ho capito ancora meglio il mio lavoro come danzatore e come performer, perché quando sei dall'altra parte vedi alcune cose che quando eri in scena non capivi ed è una cosa molto interessante, sono 2 cose poi completamente diverse perché se sei un performer, sei un danzatore, sei un cantante, vieni diretto da una persona ed è tra virgolette per alcune cose uno scambio è più facile. Quando devi dirigere tu e devi pensare tu a delle idee, devi avere una visione della scena, una visione dello spettacolo, una visione del ritmo dello spettacolo, le cose iniziano a diventare molto complicate. Ad esempio questo spettacolo qui, questo spettacolo che stiamo vedendo, esatto, questo Red Room in realtà è uno spettacolo che ho fatto l'anno scorso al Teatro Libero di Roma e che ha avuto un grande successo, che era basato in realtà sulla visione della realtà ma da parte di uno schizofrenico, cioè tutto ciò che era la realtà che noi pensiamo era completamente stravolta perché ho fatto uno studio sulla psicanalisi e sulla la bioenergetica di uno schizofrenico e ho cercato di portare quindi il movimento che è di un malato di schizofrenia, riportarlo sulla danza, quindi è stato un lavoro molto difficile con i ballerini perché non potevo muovermi come un danzatore, come una persona diciamo sana, ma dovevo muovermi e agire come uno schizofrenico, quindi è stato poi era tutto ambientato e poi infatti il Red Room è un chiaro riferimento a Shining perché è letto al contrario, se lo legge allo specchio vuol dire murder, che era un chiaro riferimento a una delle scene più belle di Shining. Certo, quanto è importante oggi innovare nel teatro, nelle idee? Parlavamo per esempio anche di questo spettacolo, che funzione secondo voi deve avere proprio la scrittura creativa e per la danza e per il teatro? Sentiamo Giuseppe, che funzione oggi? Io credo che qualunque espressione artistica abbia una funzione culturale, io credo che l'arte e la scuola siano le basi per una società. E credo che ogni artista debba sentire il bisogno, almeno io credo, per quello che posso parlare di me, di evolversi, quindi di cambiare, di mettersi in gioco, di rischiare anche, ed è una cosa che io faccio abitualmente ogni 2 anni. Io non ho mai portato sul palco la roba fatta in TV, per esempio, perché è per il rispetto delle persone che vengono a vederti e per rispetto loro ti devi mettere in gioco, io credo. Poi si cresce, si cambia, c'è un'evoluzione, non rimanere ancorati sempre soltanto a quello. Credo che sia normale un'evoluzione, quindi largo e ben venga persone che scrivono e che hanno il coraggio anche di scrivere cose che vanno al di là dei classici canonici.
Certo, Luca De Nicolò ci chiede, prima di andare in scena avete mai il terrore di dimenticare qualcosa e avere proprio un blocco, soprattutto nei musical ad esempio, dove bisogna ricordare tante cose insieme, quando appunto è l'unione di diversi non leggo, di diverse cose, siamo lì. Allora, c'è questo panico? Mai provato questo panico, questa tensione? Sentiamo Francesco, si parlava di musical. Guarda, io quando vado in scena sono, nel senso non è una questione di essere arrogante, ma io devo essere una macchina da guerra, nel senso che io nel momento in cui vado in scena, pur di studio la notte o cose varie, ma io devo avere tutto quanto preciso, tutto quanto in ordine, devo sapere tutte quante le scene a memoria e soprattutto averle assimilate, perché poi io quando entro in scena mi devo divertire, non posso pensare al fatto Dio non mi ricordo quello, Dio mi dimentico quella cosa lì. Io sono di quelli che quando va in scena di solito è logico che è impossibile farlo sempre perché non siamo macchine ma siamo esseri umani, però ho degli schemi molto precisi e devo essere sicurissimo di ciò che faccio, ma perché se non sono sicuro non mi diverto, se non mi diverto non riesco a essere me stesso e quindi quello che arriva al pubblico è qualcosa di finto. Io invece se devo rappresentare un personaggio, io in quel momento devo essere quel personaggio. Dico sempre una cosa, mi è capitato in delle scene di dover uccidere per esempio una persona, io mi devo immedesimare nel fatto di, per assurdo, di indossare quella maschera e uccidere una persona, devo essere sicuro, perché così la realtà, quella finzione diventa reale a chi guarda naturalmente, quindi per me sono molto stacanovista poi fuori il lavoro è un gran casino perché mi diverto e vado in giro e ci sono il famoso terzo tempo con gli artisti dopo teatro, però in scena sono molto dritto e preciso. Certo. C'era una domanda interessante, out. Antonio Nicoli ti chiede, ti piace più la comicità come quella di Woody Allen o quella di Troisi? Accidenti, che domanda, che rispondiamo? Giuseppe. Sono nato il 19 febbraio. Certo, ho detto tutto. Certo. Andiamo avanti con gli interventi. Mi sa che c'era anche Daniela che vi chiedeva: avete mai interpretato un ruolo che magari non volevate interpretare, interpretando magari uno spettacolo, una situazione, un personaggio con difficoltà? Sentiamo Giuseppe che vedo che asserisce. Quando è capitato? Ho fatto alcuni film e in un film ho fatto il vigile urbano e sinceramente facevo il vigile urbano avaro, che non guardava in faccia agli amici, idolatrava il proprio comandante e quindi tu puoi immaginare, era molto lontano da quello che sono io. Mi sono divertito moltissimo. Quindi un personaggio un po' pesante. Per te, Francesco, è capitato a volte di dover accettare dei ruoli che però non sentivi? Sì, a me è capitato spesso di accettare dei ruoli che non sentivo peraltro, però in realtà da un lato, essendo un mestierante, accetti anche dei lavori che non ti piacciono, che magari poi scopri facendoli che invece ti piacciono, perché a me è capitato di fare degli spettacoli che dicevo Dio non mi va di farli, questo personaggio non mi si addice altro, in realtà poi lavorando su quello trovi delle sfaccettature che ti piacciono e quindi quel personaggio se all'inizio non ti piaceva poi per assurdo diventa tuo come cosa. Dobbiamo poi adeguarci un po' a tutto, nel senso che l'arte è bellissima però comunque è anche lavoro e bisogna lavorare, quindi non è detto. Io dico sempre una cosa, nella vita di un artista non ti capita poche volte di fare dei personaggi che ti piacciono realmente, spesso li devi acquisire e devi farli tuoi. Questo che stiamo vedendo per Victim? Questo che stiamo vedendo per Victim? Di che cosa si tratta? Questo è un altro spettacolo che ho scritto.
Allora, questo è un altro spettacolo che ho scritto, perché questa è una trilogia che ho scritto negli ultimi 3 anni, ho scritto uno spettacolo ogni anno. È una trilogia che riguarda lo studio della psicologia di 3 personaggi. Questo praticamente era la storia, e poi utilizzando molto sulle musiche di Woodstock. Ad esempio, questo assolo era fatto sul Soul Sacrifice di Santana, e rappresentava la storia di un soldato che era ritornato dal Vietnam e che riviveva a casa sua ciò che aveva visto in guerra, e tutte queste morti e questa tragedia che lui ha rivissuto continuavano a rigirargli sempre nel cervello e non volevano andare via, quindi aveva queste visioni notturne, ogni volta che si addormentava riviveva ciò che aveva vissuto durante la guerra, e quindi era diciamo, noi parliamo sempre della guerra, però non pensiamo mai che i soldati che combattono portano gli strascichi di quello che hanno vissuto, li portano per tutta la vita. Il mio nonno, che ha fatto la campagna di Russia, mi raccontava che la notte sognava ancora quello che aveva vissuto durante la guerra. Certo, è Ricordo che importante mi è essere sempre girato credibili. nel cervello. Certo. Esatto. Roberta Todico ci chiede: se non aveste fatto l'artista, quale sarebbe stata l'alternativa di vita? Che cosa avreste fatto? Allora, tu per esempio, Giuseppe, non sei attore, che cosa fai nella vita? Io, se non avessi fatto questo, probabilmente avrei continuato a lavorare nel mondo della moda da dove venivo, quindi avrei continuato a comprare tessuti per la ditta per la quale lavoravo, poi la ditta miseramente è finita e quindi mi sarei riciclato da qualche altra parte, ma credo con l'esperienza che avevo maturato dopo 17 anni sarei rimasto comunque nell'ambiente, ecco, che non deve essere una cosa tanto semplice, oggi come oggi non sono più gli anni belli che erano e che abbiamo vissuto. Sì, vero. Tu, Francesco, Però invece? probabilmente facevo quello, altrimenti il garzone da qualche parte, commesso, non so, qualcosa trovavo, ecco. Tu, Francesco, invece? Allora, io in realtà volevo fare il cantante rock, ti dico la verità, io prima di fare il ballerino volevo fare il cantante rock, perché poi io quando avevo 13 anni, 14 anni studiavo danza, però io suono la chitarra da quando ho memoria e canto, e facevamo tutte le cover dei Led Zeppelin, dei Deep Purple, dei Nirvana e cose varie, quello era il sogno. In realtà io volevo studiare psicologia e diventare o psicologo, oppure volevo fare criminologia e diventare un criminologo, una cosa che mi è sempre piaciuta e che in realtà poi ho scoperto anche con il mio lavoro, perché non so se è per tutti, però io spesso mi autoanalizzo quando devo indossare una maschera che magari mi può appartenere, quindi è sempre un'autoanalisi perenne. Utilizzo molto la psicologia nel mio lavoro, infatti gli spettacoli che ho scritto, gli ultimi 3 spettacoli, sono proprio basati su studi psicanalici che ho fatto su vari elementi, anche di studi di bioenergetica di Lowen, quindi Certo, è sempre una certo. grossa autoanalisi il nostro lavoro. C'è un personaggio che vi manca per Francesco, per Giuseppe, qualcosa magari che vorreste fare però non avete fatto? Giuseppe, che cosa in tutti i tuoi spettacoli hai interpretato 1000 ruoli? C'è qualcosa che ti manca? Mi piacerebbe un ruolo drammatico, ma credo che sia il sogno di moltissimi personaggi legati al mondo della comicità. Credo che sia proprio l'ennesimo mettersi in gioco, l'ennesimo salto nel buio, l'ennesimo rischio, però mi piacerebbe veramente tanto. Certo, è più difficile far ridere o far piangere, secondo te, sulla scena? Far piangere, secondo me, è facilissimo. È facilissimo, è vero. Sì, Lo dicono in anche molti. instillare un senso di vaga pena nei tuoi confronti, si fa presto. Sì. È più difficile far ridere, più Far difficile. ridere. Certo. Francesco, Bisogna far invece ridere se stessi per primi. Certo. Francesco, per te invece un ruolo che ti manca, che cosa ti piacerebbe fare anche in un prossimo futuro? Allora, in realtà a me mi hanno sempre fatto fare personaggi molto brillanti, oppure io faccio sempre il cattivo, o questi personaggi qui molto rock, molto dance e altro. In realtà io ho una formazione di canto classica lirica. Io sono un baritono classico, io in realtà mi piacerebbe fare uno di quei musical che però in Italia non sono ancora partiti, proprio di impostazione classica. Per dirti, per me il sogno della mia vita è fare Jekyll e Hyde.
Sì, che è uno sì, dei miei sì, sì, sì. preferiti, che ho il The Phantom of the Opera, che Sì. ha questo tipo di voce da classica, che io adoro, che in realtà è il mio repertorio. In realtà poi ho sempre fatto roba molto rock and roll, molto dance e altro, ma mi manca quel tipo di personaggio classico, il Raoul del Fantasma dell'Opera. Quello mi Certo, piacerebbe c'era molto un'altra fare. domanda, se la recuperiamo un attimino per Giacobazzi. Convieni che i testi dei Pink Floyd siano i più ispirati della storia del musical? Sì, i testi dei Pink Floyd, direi di sì. Se uno prende anche soltanto l'album più conosciuto, più recente, diciamo così, che è The Wall, credo che da The Dark Side of the Moon, tutti i testi dei Pink Floyd sono assolutamente strepitosi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda me. Credo di sì. Io, per esempio, il primo film musicale che ho visto è stato proprio The Wall, a parte The Rocky Horror Picture Show. Ho visto The Wall e entrai con un mio amico alla prima proiezione e siamo usciti, da allora si poteva rimanere dentro tranquillamente, siamo usciti all'ultima proiezione, l'ho rivisto 4 volte di fila, è il primo DVD che ho comprato di un film musicale e devo dire la verità, i testi sono, oltre che impegnativi, sono dei belli pugni nello stomaco. Certo. E adesso dobbiamo dare una notizia, vi diremo qual è l'autore che ha vinto questo contest della Jazeera Editori. Si tratta di Nico Catalano, quindi Nico Catalano tra un po' riceverà il link per collegarsi con noi in diretta e ci parlerà del suo Ecce Homo. Allora, diamo il link a Nico così intanto si prepara per intervenire in diretta. Intanto continuiamo con voi, tantissime curiosità, ma vi piacerebbe per uno spettacolo, una produzione, andare all'estero? Che cosa cambia dall'estero all'Italia per quanto riguarda la situazione e dei musical e del teatro in generale? Che ne pensate? Allora, ingaggio all'estero, Francesco, che ne pensi? Allora, diciamo una cosa, che noi vediamo sempre l'estero come l'America. Noi in Italia abbiamo i teatri più belli, abbiamo gli artisti più bravi. E la differenza dell'estero, secondo me, è una questione di una questione manageriale, nel senso che all'estero hanno capito come tenere gli spettacoli un anno a far arrivare il pubblico su una cosa che noi a livello di cultura italiana non abbiamo. Quindi la differenza sostanziale è quella, è che uno spettacolo all'estero è così grande perché ha un investimento iniziale, per dirti, di 4 milioni di euro, che è tantissimo, però sta in scena 1, 2, 3 anni. Cats è stato in scena 20 anni. In Italia invece purtroppo la cultura ancora italiana è quella di tenere spettacoli molto brevi, massimo 4 mesi possono stare in giro, ma non stanno quasi mai in un punto fermo, quindi questo per le produzioni è un costo maggiore di organizzazione e di altro. La grossa differenza è questa. Poi gli artisti italiani sono in tutto il mondo e sono i più bravi e sono i più riconosciuti come cosa, però a livello artistico l'Italia è imbattibile, secondo me. Abbiamo tra gli artisti più bravi e più preparati. Che cosa ne pensa Giuseppe sulla macchina organizzativa in genere dello spettacolo e sugli artisti Italia-estero? Tu che ne pensi? Io di artisti esteri che conosco sono soprattutto artisti del settore della danza o del canto, non conosco altre forme che sono arrivate. Io sono stato all'estero, sono stato in Svizzera, l'unico termine di paragone che posso avere è quello. Ho fatto Lugano e Zurigo. Devo dire la verità, io mi sono trovato molto bene e concordo perfettamente che dal punto di vista manageriale evidentemente hanno un'organizzazione un po' migliore, un po' più snella, un po' più pratica. Per il resto una gran differenza non l'ho notata e per quanto riguarda i teatri 10-0, diciamo.
Certo, domanda per Giacobazzi da parte di Pegorari. Allora, stando un aneddoto di un suo libro, se in ritardo e senza fiori, ha pensato di scrivere uno spettacolo ispirato a questo episodio. E che ambientazione avrebbe? Dunque è uno sketch, è un racconto di una puntata che portai anche a Zelig, questo brano, questo pezzo, e praticamente quando devi fare il regalo di San Valentino e tua moglie o la tua donna ti dicono quest'anno San Valentino niente regali, niente di niente, perché la festa di San Valentino e la festa di innamorati deve essere tutti i giorni e quindi niente. Allora tu, che sei uomo e quindi semplice, ci credi a quello che ti dicono senza porti domande, che ci sia un secondo intento, e arrivi senza fiore, quindi a quel punto lì ti devi arrangiare. Io raccontavo di aver trovato un escamotage però sì, non ho mai pensato di fare uno spettacolo attorno a questo proprio. A questo, però è anche vero che la vita aiuta parecchio gli artisti nella creatività, e quindi assolutamente. Adesso stiamo vedendo un pezzo tratto da Noi, 1000 volte una bugia, sentiamo un po' l'audio. La Fornai di Mezzana aveva una voce che dire sensuale e ritmica. Siamo andati a vedere la Fornai di Mezzano, siamo partiti un martedì notte alle 2, siamo andati a Mezzano, eravamo eccitati, solo l'idea di vederla. Entriamo dentro al forno, il tipo dice sì c'è, adesso arriva. Mio zio era tutto un fremito, si sente, arrivo subito, la voce era la sua. No, invii per 1000. Cannavacciuolo. Un dialogo interiore ed esilarante di 25 E quindi anche questa è una gag molto riuscita e frizzante, e adesso è vera poi tra l'altro, quindi quanto è importante per Giuseppe, è fondamentale attingere dal reale. Per te nelle tue coreografie è importante la realtà e quello che succede in genere nel mondo per raccontare attraverso la danza? Francesco? Beh, allora, sì, allora, raccontare il mondo attraverso la danza è quello che faccio io, perché per me l'arte è qualcosa che deve essere reale, che deve essere qualcosa di tangibile che si può toccare. Quindi a me piace raccontare le storie di vita vissute attraverso un linguaggio che è diverso, che è quello del linguaggio della danza. Utilizzare ogni volta una maschera, come faceva ad esempio Verdone, ora faccio un esempio, naturalmente non mi voglio nemmeno paragonare a personaggi così grandi, però Verdone ad esempio ha preso dei personaggi che ha veramente conosciuto, che sono realmente esistiti, e li ha messi in alcune sue macchiette, li ha messi in scena nei suoi film. In realtà io cerco di prendere ciò che è vissuto all'interno, ciò che vedo nella mia vita, ciò che mi interessa, e cerco di riprodurlo con la danza e con l'arte. Certo, e adesso siamo arrivati alla pillola dell'editoria. Rimanete con voi prima di salutare i telespettatori. Vogliamo chiamare Cristiano Marti della Jazeera Edizioni, che fa parte dell'APE, Associazione Editori Pugliesi, che presenterà il libro vincitore del contest, e cioè Eccemondo. Allora, ci sei? Ciao Cristiano, come va? Tutto bene? Bene. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto parlaci di questa Jazeera Edizioni, di che cosa si occupa? Allora, la Jazeera è nata 7 anni fa, devo dire per puro caso, o forse no, non so, perché io avevo appena cominciato il mio lavoro di educatore per minori a rischio, quindi lavoravo con i bambini, è una cosa che mi piace molto. E per coincidenza, insomma, avevo aperto un giornale di satira che si chiamava Jazeera, dove diciamo si trattava di un free press nel quale io scrivevo notizie finte, sostanzialmente. Contestualmente a questa esperienza, qualcuno ha visto in giro il mio giornale di satira e, diciamo, da uno sketch
scherza fuori una cosa insomma più solida che si è sviluppata nel tempo, diciamo così. Qualcuno, dicevo, mi ha proposto di fare un libro per bambini, quindi io insomma felicissimo di insomma fare una prima pubblicazione così spuntata fuori dal nulla. E devo essere molto sincero, è stata una bella avventura, perché sostanzialmente ho costruito la mia casa editrice libro dopo libro, diciamo così. Quindi non è stato un progetto, diciamo un'intenzione di fondare una casa editrice. Forse, per quanto riguarda la mia esperienza personale, questo approccio, diciamo, mentale mi ha dato anche la leggerezza di affrontare una situazione che è cresciuta in maniera importante. Il filo conduttore che in ogni caso ha retto la mia scritture è quello dei temi sociali. Infatti dalla narrativa alla collana di divulgazione, infatti Ecce è un titolo che insomma, rappresenta uno dei libri in collana. Il filo conduttore, dicevo, sono i temi sociali, quindi attualità o comunque romanzi che creino in qualche modo dibattito. Certo, allora ascoltiamo subito Nico Catalano. Allora vediamo qui se possiamo recuperare Nico Catalano, che ha vinto questo contest con Ecce Mondo. Di che cosa si tratta? Di che cosa parla questa Ecce Mondo? Buonasera a tutte e a tutti innanzitutto, e grazie di questa opportunità, grazie a voi di Antenna Sud e grazie anche all'APE, l'Associazione Pugliese Editori, e al mio editore Cristiano Marti. Allora, Ecce Mondo è un libro che vuole modestamente parlare di quello che noi come esseri umani, come umanità, abbiamo determinato nel nostro pianeta. Sono delle storie che parlano innanzitutto di quello che è il nostro vivere non sostenibile, partendo dal concetto che sostenibilità significa rispondere ai bisogni della nostra generazione senza però far sì che impedire appunto che le future generazioni possano rispondere dei propri bisogni. Noi viviamo come esseri umani, come umanità, in un modo insostenibile. Basti pensare che per l'Italia la scorsa settimana è successo il nostro, è stato celebrato il nostro Evershots Day, cioè quella giornata in cui tutte le risorse che la natura in Italia produce per l'intero anno sono state già consumate. Perché? Perché la cosiddetta impronta ecologica dell'umanità, e quindi in questo caso dell'Italia, degli italiani, è di gran lunga superiore a quella che è la biocapacità, quella capacità della natura di produrre beni, di produrre frutta. Nico, qual è il prossimo progetto dopo questo successo? Che cosa ti piacerebbe scrivere? Io credo che bisognerebbe molto lavorare sulla aumentare la consapevolezza, perché spesso noi tutti quanti diamo la colpa alla politica, ai colori politici, che certo hanno le loro colpe, però non guardiamo il nostro poco approccio consapevole. Noi abbiamo un approccio poco consapevole nell'affrontare le cose, nel consumare, e quindi sarebbe bene lavorare su migliorare questo approccio consapevole partendo dai bambini, cioè cercando di fare della vera e propria educazione alimentare, quello che proprio manca. Basta considerare che ovunque, questo è un dato stabile che avviene in tutto il globo, anche nella nostra città di Bari, il 33% di quello che produce il settore agroalimentare finisce quotidianamente nella spazzatura. Anzi, come uso un termine, cioè uso un paragone, come in quel libro di John Steinbeck, se lo contendono uomini e topi, cioè se lo contendono i poveri che aumentano sempre di più e i topi. Quindi bisogna cercare di lavorare in questo senso. In questo senso, va bene. Allora concludiamo con un consiglio editoriale di tutti quanti. Qual è il libro che consigliate in questo periodo da leggere, o il libro che avete sul comodino? Tu per esempio, Giuseppe, quale libro consiglieresti al pubblico?
Io il libro che ho sul comodino, che sto rileggendo per la seconda volta, è Opinioni di un clown. Opinioni di un clown, va bene, un A ottimo me è piaciuto consiglio. molto. Avevo anche un altro libro che è un libro di Bukowski, ma quello l'ho letto 4 volte, quindi ormai l'ho frustato. Però Opinioni di un clown, mi sento di consigliarlo. Sì, sentiamo Francesco Italiani, il tuo libro preferito? Allora, il mio libro preferito, io ora sto leggendo L'amico ritrovato, che me l'ha consigliato mia moglie, che è veramente molto bello, un libro molto piccolo, si legge in 3 giorni. Ma la storia è fantastica, che lo consiglio a tutti. Ok, sentiamo. Perfetto, c'era stato un ritorno. Sentiamo Cristiano Marti. Oltre alla prima scelta che abbiamo sentito oggi, un altro libro da leggere, anche della Jazeera. Che cosa consigli? Allora, io diciamo di Jazeera Scritture sento di consigliare Io e il Minotauro di Elena Bibolotti, che è un romanzo che racconta una storia di violenza di genere. La protagonista Adele Tucci è una donna che insomma ha un rapporto contorto psicologicamente. Consiglio questo perché poi, a proposito di Covid e di quarantena, uno dei dati drammatici anche che è perso, che forse è rimasto anche un po' traccia. Ok, va bene. Delle violenze domestiche. Okay. Che Certo, è importante. Va bene, ti interrompo perché non ti sentiamo bene. Ritorniamo a Nico Catalano. Nico, ci sei? Oltre alla prima scelta, tu che cosa consigli? Hai una seconda scelta? Allora di Jazeera Scritture il giallo è un colore neutro di Valeria Patruno. Sì. Poi di Edice Editori, Antonello Pansini, L'equazione dei disastri, è molto inerente di questo periodo. È un consiglio di una mia carissima, una persona che tengo molto a cuore, leggere ogni tanto, cioè ogni giorno un canto della Divina Commedia. Certo, bisogna assolutamente leggere, Farebbe bene un po' a tutti quanti, fare bene a tutti, soprattutto in questo periodo. Allora, che dire, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento al prossimo sabato, sempre alle 17:30, e ci saranno i protagonisti del musical Balliamo sul mondo con la regia di Chiara Noschese. Grazie, alla prossima.